Buonasera, mi sentite? Mi sistemo un po' davanti al microfono. A nome del Comitato di Iniziativa Costituzionale e Statutaria porgo un benvenuto a tutti e in particolare al professor Gianfranco Sabatini. Grazie. Questa iniziativa del Comitato ha proprio l'intenzione di rendere un omaggio al professor Gianfranco Sabatini nel riconoscimento del suo impegno professionale e di studioso che continua, che prosegue oltre le aule e l'università con la sua partecipazione a numerosi convegni, con la sua collaborazione alla stampa e a varie riviste con scritti, articoli, saggi di interpretazione critica della ricerca sociale su temi, tematiche e problemi che sono di politica economica ma anche di politica sociale e che sono in questo momento assolutamente importanti e che lui affronta con anche rispetto alle tematiche innovative, per esempio della riforma dello Stato sociale o dei beni comuni. Ringraziamo di questo impegno continuo il professore perché lo riteniamo assai importante per la formazione a questo punto di noi come pubblico più vasto, per la costruzione di una cittadinanza attiva, consapevole, critica e democratica. Questa iniziativa ha anche lo scopo, naturalmente lo scopo di costruire una riflessione comune prendendo spunto dagli scritti del professor Sabatini su quelli che sono temi di attualità, del dibattito attuale e che sono motivi che ci aiutano a capire le ragioni, ad approfondire le ragioni di momenti che stiamo vivendo, di fenomeni, di azioni politiche alla ribalta in questo momento dei media e appunto della vita politica. Brevemente come è organizzata appunto l'attività di questo pomeriggio, come risulta appunto nella locandina, aprirà i lavori con un'introduzione Andrea Pupusa e poi si avvierà il momento del dialogo proprio con il professor Sabatini. Interloquiranno con lui in vista appunto della presentazione della sua recente pubblicazione che appunto è al centro di questo omaggio che rendiamo al professor Sabatini. Interloquiranno con lui prima Fernando Codonesu che prenderà spunto nel suo dialogo dal volume Europa perché? Europa perché che ha come sottotitolo Origini, crisi e prospettive del progetto comunitario, pubblicato da Tema nel 2019. Seguirà poi il dialogo che attiverà Roberto Alloddo a partire dal volume La ricerca del benessere, riflessioni sulle prospettive dell'economia globale e locale, curato da Roberto Alloddo. Seguirà poi Franco Meloni che parlerà a partire dai temi del testo Lo sviluppo locale della Sardegna, territori, popolazioni, istituzioni, volume collettaneo edito dalla CUEC nel 2018 per l'Istituto Gramsci della Sardegna con il contributo della Fondazione di Sardegna. Questi nostri interlocutori saranno voce di alcune delle riviste online, delle news, cioè dove appunto alle cui news collabora frequentemente, regolarmente direi, il professor Gianfranco Sabatini, contribuendo appunto, come dicevo prima, a
a questo dibattito e arricchendo, appunto, parlo anche personalmente, la nostra formazione. Allora, darei adesso la parola ad Andrea Pogusa per l'introduzione. Prego. Scusate, concluderà la parte di dialogo la possibilità di intervento anche dei partecipanti, naturalmente di tutti i partecipanti, che con ulteriori domande o con commenti o con un loro omaggio anche al professore potranno un pochino completare il discorso e tirare anche le fila di ciò che sarà emerso nel corso di tutta l'attività. Invito pertanto i presenti che volessero intervenire durante il momento di dialogo anche a lasciare il loro nome, a prenotarsi, in modo che ci sia la possibilità di un intervento conclusivo. Grazie. Grazie Presidente, grazie a tutti i presenti. Allora, Sabatini io l'ho incontrato nella facoltà di giurisprudenza ormai, insomma, sono molti anni fa, e devo dire che ho avuto modo fin da subito, io venivo da giurisprudenza, di apprezzare in Sabatini, ma più in generale nella facoltà, di cui lui era una colonna sia come docente sia come organizzatore della facoltà. Ho avuto modo di apprezzare l'organizzazione della facoltà. La facoltà era un luogo dove si discuteva e dove soprattutto si poteva studiare, perché era organizzata in tutte le sue componenti, non solo il corpo docente ma anche il personale, per questa funzione essenziale, che è appunto lo studio e la ricerca. Voi direte, ma tutte le facoltà sono così o dovrebbero essere così? Non è esattamente così, perché nella facoltà di giurisprudenza, da dove venivo e dove poi sono tornato, non c'era assolutamente questa organizzazione, la facoltà e anche il personale non era organizzato in questa funzione. Gianfranco Sabatini, come direttore per lunghi periodi della biblioteca, aveva un compito che esercitava pienamente e con meticolosità, cioè di far funzionare la biblioteca e di far funzionare i servizi intorno alla biblioteca, in funzione dello studio. E questo, badate, sono attività fondamentali, perché rendono un ambiente di studio e di ricerca effettivamente tale. Ora, per dirvi lo scrupolo con cui Gianfranco faceva queste cose, tutti sanno che Gianfranco in facoltà passava tutti i giorni, anche la domenica. Cioè Gianfranco anche la domenica un giretto nella facoltà solitamente lo faceva. Quindi c'è questo aspetto. L'altro aspetto fondamentale che veniva già indicato dalla Presidente è, oltre all'attività docente ovviamente che ha svolto, è la sua attività di ricerca, che è testimoniata da decine di pubblicazioni. Qui vedete 3 volumi che vi vengono dati in omaggio, ma potremmo riempire benissimo quel tavolo, perché la sua produzione è una produzione, diciamo così, immensa. L'altro aspetto fondamentale della sua attività veniva sottolineato dalla Presidente, ed è questa sua funzione, che è la funzione vera dell'intellettuale, che è quella di portare i risultati dei suoi studi, delle sue riflessioni
nel dibattito pubblico, a livello pubblico. Nei 3 blog di cui si parlava, Democrazia Oggi, Manifesto Sardo, Aladdin Pensiero, se voi avete la pazienza di leggere, trovate spesso scritti di Gianfranco Sabatini che apparentemente chi pensa che siano di difficile lettura, chi li legge impara un sacco di cose. Badate, in tutti questi anni, e ovviamente mi avvio anche a concludere perché devono parlare loro, pensate a temi centrali come lo sviluppo locale. Pensate a temi oggi sul dibattito politico caldo, il reddito di cittadinanza, di cui proprio ieri abbiamo visto la prima tessera. Noi che abbiamo seguito le sue indicazioni, i suoi studi, siamo ovviamente degli apprendisti, però sappiamo, rispetto anche al dibattito pubblico, anche a quello televisivo, dove se ne parla come una cosa da bar, sappiamo quali sono le radici culturali profonde del reddito di cittadinanza, del percorso tortuoso che l'ha visto nascere, degli economisti massimi, degli economisti democratici massimi del Novecento che lo hanno enucleato, eccetera, eccetera. E quindi capiamo che in questa cosa che diventa oggetto di polemica politica, in realtà alle spalle c'è una grande riflessione, una grande tradizione, rimanendo poi libero ognuno di esprimere una sua opinione sull'aspetto, diciamo così, attuativo o applicativo. E così su tanti grandi temi dell'economia, ma anche sui temi istituzionali. Quando abbiamo affrontato la battaglia referendaria, se voi seguite gli scritti di Gianfranco Sabatini, trovate che lui ci indica qual era la fonte ispiratrice, della proposta di Renzi, che faceva capo a quella società, la Mont Pelerin Society di von Hayek, che aveva fin dal 47-48, subito dopo che le costituzioni democratiche e quindi anche la nostra del dopoguerra aveva iniziato i suoi primi passi, avevano iniziato una loro attività, diciamo così, culturale di ultradestra, cioè iperliberista, contro queste costituzioni. Cioè, voglio dire, ci ha consentito in tutti questi anni, con i suoi studi, le sue letture poi tradotte in pillole per chi non è esperto di questi problemi, di arrivare alla fonte e anche di approfondire aspetti del dibattito pubblico attuale, affrontandoli sapendo un po' quali sono le origini, quali sono. Questo lavoro di divulgatore gli va riconosciuto. E gli fa riconosciuto un merito che oggi è di grande, insomma, molto importante, perché i suoi scritti sono frutto di una mente libera. Attenzione, voi direte sì, ma siamo tutti liberi. Sì, siamo tutti liberi, ma ci sono alcuni che sono più liberi degli altri e sono quelli che immettono nel dibattito pubblico temi, punti di vista, argomenti che talvolta possono anche non piacerci, che però ci fanno capire effettivamente come stanno le cose. Su tutti questi temi Sabatini non è mai stato né tifoso dell'uno né tifoso dell'altro, ha sempre immesso queste sue riflessioni in modo da far riflettere. Io credo che stasera noi avremo conferma di tutto questo, cioè le domande che i 3
gli rivolgeranno, i 3 interlocutori gli rivolgeranno, saranno domande che consentiranno di far emergere su temi fondamentali questi aspetti della sua personalità. Io direi che forse dovremmo anche fare uno sforzo, pensando oggi a queste cose su Sabatini, mi sono anche chiesto che forse dovremmo iniziare a fare a distanza di anni un lavoro, vedere anche le facoltà, io mi riferisco ovviamente alle nostre facoltà, quale contributo hanno dato negli ultimi 50-60 anni al dibattito pubblico e alla riflessione in Sardegna. Io che sono stato in economia per un certo numero di anni, penso che la facoltà di economia abbia dato un grosso contributo. Probabilmente, anzi senza probabilmente, ha dato un contributo più importante di quanto non lo abbia dato la facoltà di giurisprudenza, che ha dato contributi scarsi e talvolta anche di tipo non propriamente positivo. Quindi voglio dire, il dibattito di oggi ci potrebbe anche indurre qualcuno a pensare di organizzare qualche riflessione, che sarebbe di grande rilievo culturale, sul contributo che alcune delle facoltà importanti della nostra città hanno dato al dibattito pubblico e anche più in generale quindi al dibattito politico. Quindi io auguro naturalmente a Gianfranco, ma qui c'è un interesse, diciamo così, personale, di continuare in questa sua instancabile, incessante attività di lettura, attività di divulgazione, perché effettivamente i suoi scritti ci consentono di partecipare al dibattito pubblico, soprattutto per quegli aspetti che attengono al taglio economico con una consapevolezza. Quindi grazie a Gianfranco e grazie a voi che siete qui presenti. Ringraziamo Andrea per questa testimonianza da collega innanzitutto, che esprime una stima che sicuramente è condivisa da tutti i presenti, per averci introdotto a quello che è il cuore poi dell'azione intellettuale del professor Sabatini, aver dato un contributo non soltanto al dibattito, in termini di critica, in termini di riflessione, di analisi da studioso, ma anche avere tracciato prospettive e ipotizzato soluzioni. Io allora apro adesso al primo, modulo di questo dialogo, che vede Fernando Codonesu interloquire col professor Sabatini sul tema e sui temi che sono nella pubblicazione Europa perché? Origini, crisi e prospettive del progetto comunitario. Ecco la parola ai due dialoganti. Bene, naturalmente incomincio io, visto che sono io che devo fare le domande. È mia intenzione, portare il professor Sabatini a ragionare sull'Europa oggi, anche perché certamente attualizziamo, le cose che lui ha scritto, tenendo conto che noi tra 3 mesi votiamo, perché ci sono le elezioni europee. Allora mi interessa proprio anche in un rapido, se vogliamo, confronto, perché ce la dobbiamo sbrigare più o meno con un modulo di 25-30 minuti, però potergli fare diverse domande. Perché, per esempio, è centrale riuscire a comprendere come mai siamo arrivati a questo punto dell'Europa, perché oggi noi possiamo dire un'Europa che non c'è, perché anni fa veramente sembrava che l'Europa fosse cosa fatta, ma cosa fatta nel senso che si stava per raggiungere lo scalino più alto, che era quella dell'approvazione
della famosa Costituzione, quindi arrivare ad un'Europa politica, che era quello che auspicavano i padri, diciamo, che avevano pensato quell'Europa, che andava nella direzione degli Stati Uniti d'Europa. Invece oggi abbiamo sostanzialmente gli stati nazionali che si sovrappongono e si sostituiscono all'idea di Europa che avevamo coltivato. Quindi come mai siamo arrivati a questo punto, e poi vedremo immediatamente il dopo. Grazie all'amico Fernando. Tanto vorrei ringraziare, diciamo, gli organizzatori di questa manifestazione, in mio onore, che mi sento realmente onorato, perché devo essere onesto, dico, nel corso della mia carriera non ho mai avuto una manifestazione, diciamo, di simpatia e di stima così come quella che gli amici che hanno organizzato l'incontro di oggi mi hanno manifestato. L'introduzione e la presentazione di Andrea mi ha riportato così nostalgicamente al passato e mi ha ricondotto, diciamo, alla gioventù. Lui parlava della facoltà, sì, in questo è in qualche modo, diciamo, ha brillato, nel senso che per merito non di un personale amministrativo addetto ai servizi, ma per merito di un gruppo di docenti, assicurò fondamentalmente l'apertura della biblioteca, si può dire, per un certo periodo di tempo 24 ore su 24. Per cui chi avesse voluto studiare, in realtà poi erano prevalentemente, diciamo, studenti lavoratori, ma c'erano anche studiosi di altre facoltà che, non avendo la possibilità di accedere ai servizi di biblioteca che si autogarantivano, perché le sale della biblioteca erano aperte, potevano accedere direttamente agli scaffali e agli schedari, scegliersi il materiale che più serviva e continuare la loro attività di ricerca. Quindi in qualche modo io e un piccolo gruppo di altri docenti, di altri colleghi, assicuravamo, diciamo, questo servizio. Fu un periodo felice, nel senso che coincise sostanzialmente con gli anni della gioventù, per cui fondamentalmente era una vita libera, spensierata e dedicata semplicemente ed esclusivamente al lavoro. Va bene, detto questo, adesso vengo ad una prima risposta sollecitatami dalla domanda di Fernando. Perché siamo giunti a questo punto? Siamo giunti a questo punto anche per un vizio genetico, dobbiamo dire. Noi non possiamo, diciamo, dimenticare che all'Europa l'Italia vi è giunta, diciamo, non unita e compatta. Era fondamentalmente caratterizzata la vita politica del paese, o la struttura politica del paese, nel momento stesso in cui sostanzialmente si firmarono i famosi atti costitutivi della Comunità Economica del Carbone e dell'Euratom, cioè alla fine degli anni 50, e il corpo sociale era fortemente, diciamo, caratterizzato da contrapposizioni dure. Fondamentalmente c'era chi vi aderiva non soltanto da un punto di vista ideale, ma anche dal punto di vista della necessità di coordinare, sia pure da posizioni, diciamo, subalterne, questo è fuori di dubbio, nei confronti dei paesi che maggiormente avevano interesse a una cooperazione europea, e c'era chi invece vi si opponeva. Adesso non andiamo ad indagare sui motivi, può darsi che a posteriori potremmo dire che si opponeva fondamentalmente, tutto sommato, a distanza di 70 anni non avessero poi tutti i torti di questo mondo. Però si opponevano per ragioni diverse, conseguentemente dobbiamo fare i conti con questo. Quindi un vizio genetico. Poi successivamente, via via che la cosa si è materializzata, soprattutto dopo l'atto unico, dopo la costituzione del mercato interno, all'inizio degli anni 90, esattamente nel 92, e segnatamente alla fine degli anni 90, con l'adozione della moneta unica e la costituzione dell'area valutaria comune, cioè l'introduzione e l'adozione dell'euro, meno per i paesi che vi hanno aderito, ha preso corpo, diciamo, una situazione che si è
fortemente involuta e ossificata, ma in senso negativo per quei paesi fondamentalmente che a causa, meglio, del vizio genetico, ma anche di altre responsabilità fondamentali, quali per esempio quelle di aver scelto, anche per via del particolare corpo politico che si ritrovava, aver scelto una via dell'industrializzazione del paese, via dello sviluppo del paese, che alla fine sostanzialmente ha presentato forti limiti. Per esempio, vi ricorderete, molti di voi sicuramente lo ricorderanno, lo slogan "il piccolo è bello". Ecco, noi pensammo fondamentalmente di potenziare l'industrializzazione del paese, di realizzare l'industrializzazione del paese, contrariamente, badate, a una minoranza di illuminati che facevano capo per esempio a Mattioli, presidente famoso della Banca Commerciale Italiana, e a un gruppo di altri, diciamo, eletti, tra virgolette, che invece tentarono di impostare lo sviluppo industriale dell'Italia su basi completamente diverse. Però per ragioni sociali, questo è il punto fondamentale, la via all'industrializzazione è stata altra, e questo ha concorso a creare un forte vincolo, una palla di piombo al piede dell'economia nazionale, per cui lentamente nel tempo ha perso, diciamo, il contatto con lo sviluppo industriale degli altri paesi più avanzati d'Europa, sino fondamentalmente ad accusare gravemente tutti i suoi limiti alla fine degli anni 10 di questo millennio, con l'inizio della grande recessione scoppiata nel 2007-2008. Dove sta fondamentalmente, dopo la costituzione dell'atto unico, l'involuzione? Sta fondamentalmente nel fatto che la globalizzazione, ecco il punto fondamentale, cioè il processo di internazionalizzazione delle economie, che ha suggerito l'atto unico e attraverso il quale fondamentalmente l'Europa si è inserito nel processo di globalizzazione, ha dato la possibilità alle banche di diventare, come dire, il centro del sistema. Questo è il punto fondamentale. Dire banche è dire poco. Poi, che banche? Erano banche europee? No, era capitale finanziario internazionale che attraverso le sedi locali sistemate in Europa, segnatamente in Francia ed in Germania, diventarono, diciamo, i signori dell'Europa, i signori del processo di unificazione politica dell'Europa, ponendo in essere un meccanismo così perverso per cui alla fine è successo sostanzialmente che i paesi cosiddetti deboli, come l'Italia, i paesi che per un'infinità di ragioni, diciamo, non furono in grado di garantirsi l'equilibrio dei conti pubblici, segnatamente non furono in grado di controllare il disavanzo pubblico di corrente, cioè il bilancio, diciamo, annuale, né tantomeno, diciamo, il debito consolidato, detto anche debito sovrano, tutti ormai lo chiamano, e così ci siamo abituati ad individuarlo come debito sovrano. Sono diventate, diciamo, due palle al piede dell'economia nazionale, dalla quale presumibilmente noi, stando le regole attuali, dalle quali noi fondamentalmente non riusciremo ad uscire. Questo lo dico con tristezza, perché anch'io in gioventù sono stato uno di quelli che aderirono all'ideale dell'Europa, oltre che non tanto per ragioni economiche, anche questo meriterebbe una parentesi, non tanto per ragioni economiche, ma per ragioni fondamentalmente così di pura e semplice idealità, e non ultima la necessità di creare uno spazio dove fossero rimosse tutte le cause di conflitto che avevano sconquassato l'Europa, diciamocelo francamente, non soltanto l'Europa ma il mondo intero, ma soprattutto l'Europa, perché era stato uno dei campi di battaglia della seconda guerra mondiale, ragion per cui fondamentalmente la cooperazione tra gli stati e la interconnessione delle loro basi materiali presumibilmente avrebbero rimosso, fugato molte delle cause che determinarono la prima e la seconda guerra mondiale. E diciamo che da questo punto di vista l'Europa un certo successo l'ha avuto.
Perché? È perché ci ha assicurato 70 anni di pace, in occasione del periodo di pace garantitaci da queste, diciamo, dallo slancio europeista. Dico, l'Italia dalla periferia del mondo è passato al centro, nel senso che è diventato uno dei paesi più industrializzati, però dai piedi d'argilla, per una serie di motivi. Perché? Perché fondamentalmente è accaduto che abbia scelto un modello di sviluppo poco efficiente, che una volta, diciamo, internazionalizzata l'economia mondiale o l'economia nazionale, inserita nell'economia globale, la sua struttura produttiva fatta di piccole e medie imprese, fatta di piccolo e bello, fondamentalmente non ha saputo resistere alla concorrenza internazionale. Da qui all'indebitarsi giusto per tenere il livello di stato sociale cui fondamentalmente tutti i paesi dell'Europa erano giunti nei primi 30 anni successivi al secondo conflitto mondiale, la nascita delle due palle di piombo che l'Italia sostanzialmente si sta trascinando e dalle quali non riesce sostanzialmente a liberarsi. Non riesce a liberarsi per una semplice ragione, perché non riesce in nessun modo, dato il livello di indebitamento che ha acquisito e date le regole che corrono in Europa, che vigono in Europa, contro il cui cambiamento, la cui modificazione si schierano fortemente i governi dei principali paesi, perché così vogliono le banche che giacciono, che operano all'interno di questi paesi. Fondamentalmente accade che l'Italia non riesca ad accumulare un avanzo primario, cioè l'avanzo della pubblica amministrazione dato dalla differenza tra entrate ed uscite al netto degli interessi che deve pagare sul debito crescente, perché posto anche che considerate, diciamo, questo è un punto dirimente, badate, se noi consideriamo anche un sistema, diciamo, economico statico che non accumula, supponiamo che l'Italia non accumuli, il fatto stesso che debba in ogni caso rinnovare costantemente e periodicamente l'indebitamento sull'estero, dico, non impedisce che questo indebitamento pubblico consolidato, cioè il debito sovrano, continui ad aumentare, non fosse altro per gli interessi che deve pagare. Siccome questi interessi per essere pagati devono evidentemente maturare dalla differenza tra entrate ed uscite, se le entrate sostanzialmente non sono sufficienti a colmare le uscite, è evidente che gli interessi che l'Italia paga si porta via gran parte dell'avanzo primario. Dopodiché accade sostanzialmente che l'Italia si è destinata a conservarsi nello stato in cui si trova oggi. Ok, allora riprendo proprio esattamente queste ultime cose che stavi dicendo, cioè ragioniamo sul debito e ragioniamo sul fatto che proiettiamo questa cosa sempre ancora una volta a livello europeo. Io sono convinto di una cosa molto semplice. Se noi avessimo appunto un'Europa politica, cosa che non abbiamo, probabilmente il ragionamento sul debito da fare sarebbe totalmente diverso. Per esempio, noi dobbiamo ragionare su un fondo salva stati a livello europeo che sia dotato di sufficiente, diciamo così, quantità in modo da consentire di risolvere il problema del debito di uno Stato sovrano. Sostanzialmente bisogna ribaltare sul piano europeo il debito dei singoli Stati, facendo una politica unitaria sulla gestione del debito, per esempio. Questo è uno degli obiettivi che ci dovrebbe essere a livello di politica europea. Io mi rendo benissimo conto che ci sono dei paesi, soprattutto dei paesi del nord Europa, che hanno portato avanti quella che si chiama, insomma, la politica dell'austerità e che quindi ha aumentato il differenziale tra alcuni paesi e gli altri paesi, sostanzialmente i paesi, diciamo, più di tipo mediterraneo, che vanno dal Portogallo, passano per l'Italia e arrivano alla Grecia. Ma sostanzialmente stiamo ragionando su un'Europa a due velocità che esiste.
ma il problema del debito è stato affrontato solo ed esclusivamente nei termini di austerità e far stringere sostanzialmente il livello di vita di quelle popolazioni, vedasi la Grecia, ed è una cosa che probabilmente rischia di spettare anche a noi. Ma noi secondo me dovremmo un po' rovesciare questo ragionamento, e lo si rovescia proprio avendo un'unica politica sulla gestione del debito a livello europeo, e quindi questo vuol dire però dare ancora ulteriori funzioni a quella che è la stessa BCE, perché per esempio dobbiamo continuare anche a mettere l'accento sul fatto che noi abbiamo una banca centrale europea che fa tante cose. Per esempio basta pensare a quello che ha fatto con il quantitative easing, che ha comunque sia messo in sicurezza tantissime banche, comprese le banche italiane. Però ancora una volta bisogna essere seri ed oneste, non solo banche, vuol dire anche garantire il risparmio degli italiani, altrimenti si fa solo ed esclusivamente demagogia. Ma detto questo però, secondo me ancora una volta emergono le differenze tra la BCE per esempio ed una FED. Cioè noi abbiamo da un lato una banca centrale che si occupa anche di sviluppare politiche per l'occupazione, cosa che per esempio è vietata alla BCE. E ancora una volta io ti riporto alla domanda precedente. Noi in realtà in Europa non abbiamo una politica europea, noi abbiamo una politica di stati, e soprattutto di alcuni stati che, utilizzando le istituzioni europee, vogliono continuare ad imporre il loro modello economico e i loro valori anche a tutti gli altri. Mi spiego meglio e così puoi rispondere ancora più esattamente. Ragioniamo sulla Germania e sul fatto che la produzione della Germania alla fin fine, badate che come sbocco di mercato all'Europa, fondamentalmente all'Europa. Non è vero che il suo mercato principale è negli Stati Uniti, sono balle. Stiamo ragionando nei termini di 75 a 20, massimo 25. La stessa cosa vale per gli amici inglesi, quella che tu chiami la perfida Albione, più di una volta, riprendendo anche altri, concetti analoghi. Allora, ragioniamo anche appunto sulla Gran Bretagna. La realtà è che il ruolo della Gran Bretagna in tutti questi decenni, a mio avviso, è stata sostanzialmente quasi di un sabotaggio rispetto alla possibilità di un'Europa politica. E queste cose alla fin fine facevano comodo a chi? Al grande alleato privilegiato della Gran Bretagna, che sono gli Stati Uniti, al punto che noi oggi dobbiamo riconoscere a questo. Noi come Europa abbiamo fatto comodo e facciamo comodo a tutta quanta quella che è stata, la globalizzazione dell'economia. Nel senso che il mercato europeo, maledizione, è il mercato più grande del mondo dal punto di vista economico, ma siamo solo quasi esclusivamente utilizzatori per certi aspetti, perché anche questa è un'affermazione non esatta del tutto, fondamentalmente utilizzatori. Perché? Perché ci manca alla fin fine giustamente grandi sotto il profilo economico come mercato, ma siamo dei nani dal punto di vista politico. E in un mondo multipolare, che ne dica Trump con l'America First, in un mondo multipolare invece un'Europa che diventasse un'Europa anche politica controbilancerebbe benissimo il fatto che c'è un grande ruolo economico a cui manca il ruolo politico, e allora sì, probabilmente vedremmo qualcosa di diverso. E poi ritorniamo al discorso delle due velocità, subito dopo però. No, tu dici bene, metti il dito sulla piaga quando dici fondamentalmente che il limite è costituito dal fatto che alcuni stati non vogliono nella maniera più assoluta un'unificazione politica. Ma che cosa significa unificazione politica? Dal punto di vista tecnico significherebbe sostanzialmente costituire una banca centrale europea con poteri, di creare base monetaria, cioè di immettere moneta in funzione della realizzazione dell'equilibrio dei rapporti tra i singoli stati. Ora, cosa accade? Accade che se così fosse, allora noi dovremmo immaginare che i singoli stati che compongono l'area valutaria dell'euro, è quella che maggiormente consente di semplificare le idee, ma quello che dico vale anche per i rapporti tra paesi che appartengono all'area valutaria euro e paesi che ne sono esterni pur appartenendo alla CE, all'Unione Europea.
Cosa significa? Cosa significherebbe? Significherebbe fondamentalmente che automaticamente, senza bisogno, diciamo, del gruppo europeo o del gruppo interstate europeo costituito fondamentalmente dai presidenti e dai capi di governo dei singoli stati nazionali, che ogni qualvolta si tratta sostanzialmente di adottare qualche misura, diciamo, correttiva della politica economica europea, devono riunirsi sino a conciliare gli opposti interessi nazionali, dove poi la decisione finale è sempre una decisione che sconta il prevalere dei paesi forti e la sudditanza e la posizione prona dei paesi deboli, tra i quali l'Italia ovviamente. Diciamo genericamente e in modo molto superficiale, diciamo tutti i paesi mediterranei in particolare, anche se con le dovute differenze. Ma la creazione di una banca centrale europea effettiva, alla maniera in cui è organizzato per esempio il sistema della riserva federale, cosa significa? Significa potere di intervento non attraverso una finanza creativa, non attraverso misure ad hoc, che sono il risultato di contrattazioni politiche di volta in volta, diciamo, avviate e concluse, sempre sfavorevolmente ai danni dei paesi più deboli, ma autonomamente, sulla base di un'autonomia, diciamo, decisionale e gestionale del tipo di quelle di cui godeva la banca di emissione, la Banca d'Italia, prima per esempio della Costituzione, prima della delega della sua funzione di emissione di moneta alla Banca Centrale Europea, con cui sostanzialmente si è legate le mani. Perché prima, tutto sommato, i disavanzi li gestiva. Disavanzi, voglio dire, il debito allargato della pubblica amministrazione e il debito sovrano, riusciva bene o male a gestirlo. Dopo, fondamentalmente, non avendo più potuto creare moneta, cioè creare base monetaria, come suol dirsi, non ha avuto più alcuna possibilità di influire sulle reciproche posizioni in fatto di bilancia commerciale dei singoli paesi componenti l'area valutaria. Per cui cosa accadeva? Accadeva che paesi, diciamo, come dire, in surplus della bilancia commerciale, che significava esportazione maggiore delle importazioni, considerato quello che diceva Fernando prima, che la componente interna europea era prevalente su quella esterna, va bene, cosa accadeva? Accadeva che non era possibile alla Banca Centrale Europea fare in modo che i surplus di bilancia commerciale dei paesi in surplus, appunto, tipo la Germania, l'Olanda e così via, fossero riciclati all'interno in funzione degli stati di bisogno dei paesi, diciamo, invece deficitari. Questo è il punto fondamentale. Allora il punto centrale non deve passare il riequilibrio attraverso una concertazione, attraverso il gruppo europeo, deve passare attraverso il normale funzionamento delle istituzioni. Ma dire questo significa fondamentalmente riproporre il tema dell'unificazione politica, cosa che evidentemente non vogliono. Perché non vogliono? Ecco il punto fondamentale. Perché i paesi forti, Germania, guarda caso, ma badate, quando oggi parliamo di Germania, stiamo attenti, Germania e Olanda, perché una parte consistente, anzi la parte più consistente del sistema economico nazionale, è integrato in quel sistema. Diciamo che nella lotta politica, coloro i quali lamentano che ci sono dei movimenti che vorrebbero fuoriuscire dall'Europa, fanno ridere. Perché? Possono dirlo in greco, in turco, non ci sarà nulla da fare, perché anche in Sardegna sono presenti sostanzialmente investimenti tedeschi. Non avranno il grado di integrazione all'interno del sistema portante che ha per esempio il sistema delle regioni del centro-nord, però fondamentalmente anche in Sardegna avremo l'interesse a non uscire, perché coloro i quali sostanzialmente godono della partecipazione all'area valutaria e fanno parte quindi del sistema mitteleuropeo, non saranno mai sfiorati dall'idea di uscire dall'Europa, perché sarebbe un tracollo totale. Quello che si chiede, ed era il dramma, in fin dei conti, sia prima ancora di Savona, di Yaris Varoufakis, vi ricorderete, il ministro
delle finanze greco, che è rimasto al governo un paio di mesi. Nel 2015 è entrato in servizio, cioè ha preso le funzioni nel gennaio, settembre era dimissionario dopo il famoso referendum in occasione della seconda tranche dei prestiti alla Grecia. Lui chiese, siccome sapeva esattamente cosa c'era dietro, l'impossibilità fondamentalmente per la Grecia di onorare il debito connesso all'aiuto che gli veniva concesso e anche le modalità in cui poi il debito sarebbe stato ripartito tra tutti gli altri paesi dell'Europa, alla faccia, diciamo, della cooperazione, della solidarietà. Fondamentalmente lui pretese un referendum, se vi ricordate. Referendum, lui era per il no, si può capire che i greci invece dissero sì, giusto per mangiare, questo è il punto fondamentale. Lui ne trasse le conclusioni, se ne andò immediatamente. Però vi inviterei a leggere l'articolo Soli nella stanza. È un bellissimo libro, non leggetelo tutto, non spaventatevi perché è un malloppone così grosso. Non c'è bisogno di leggerlo tutto, basta leggere le prime 60-70 pagine, dove esattamente dice, a chiare lettere, il motivo per cui fondamentalmente, prima o poi, l'Europa sostanzialmente è destinata, se dura questa situazione, proprio a causa dell'incapacità di riciclare i surplus di bilancia commerciale da parte dei paesi forti, è destinata ad implodere. Nonostante che lui, come Savona, ma c'è una differenza tra lui e Savona, nel senso che lui se n'è andato, Savona ha fatto di tutto pur di restare. E non è che si nobiliti accettando di passare alla Consop ora. Resta dentro, sempre dentro il sistema. Varoufakis, consapevole del fatto che non ci sarebbe stato niente da fare nei confronti delle autorità europee, ha deciso di andarsene. Paolo Savona, addirittura l'hanno contestato in anteprima, no? Addirittura il Presidente della Repubblica pretendeva di sbarrargli la strada, poi alla fine l'hanno accontentato mandandola al Ministero dei Rapporti con l'Europa. E adesso va Andando al Ministero dei Rapporti con l'Europa, ha steso un documento, è alle stampe, sì. Rubettino, potete leggerlo, è encomiabile, avanza le pretese e fa un'analisi che è paro paro a quella di Varoufakis, non ne rivela i meccanismi diabolici che sottostanno, diciamo, l'impossibilità di correggere e di apportare modifiche al modo di funzionare delle istituzioni europee. Però fondamentalmente ha scritto un documento dove dice le stesse cose che in termini di domanda formula Fernando e che precedentemente erano state formulate da Varoufakis. Annuncia anche che sarebbe andato, richiesto in occasione della sua calata a Cagliari, gli avevo chiesto se era disposto ad incontrare un gruppo di persone che lo stimavano, tra l'altro che avrebbero voluto sentire la sua viva voce qual è la situazione così come si presenta oggi. Tirò fuori un sacco di questioni. Disse che era impegnato al Pacinotti, che doveva incontrare il parigrado ministro francese, che poi doveva andare a Bruxelles, precedentemente annunciato alla stampa, di illustrare il documento. Stamattina, ieri sera leggo su Repubblica che il documento è stato consegnato a Juncker, che Juncker l'ha messo in un cassetto, mai letto, a me ricevuto Savona. Questo è il punto fondamentale. È la situazione. Ora, Savona, dicono i giornali, si riabilita uscendo dal governo, andando verso la Consop. E la Consop che cos'è? Non c'è un conflitto, peraltro. La Consop deve controllare i bilanci delle società. E allora? Sono quelle società che presumibilmente sono d'accordo sul fatto della conservazione dello status quo. E conseguentemente siamo alle solite. Ci sarebbe
da ricordare, cosa che peraltro fa, dico, non vuoi, senza voler essere, diciamo, volgare e scurrile, ma c'è una famosa battuta, solitamente quando un rompiscatole lo si vuol cooptare per impedirgli di non diffondere zizzania e malcontento, si ricorda la truce battuta di Lyndon Johnson, che poi era ripetuta anche da altri, che un rompiscatole, per evitare che continui a rompere le scatole, è meglio averlo in tenda perché pisci fuori anziché averlo fuori perché pisci in tenda. Questo è il punto. Così diceva Nenni anche di Pertini. Pertini era uno di quelli che solitamente, proprio perché il rompiscatole veniva costantemente, diciamo, estromesso dagli organi direttivi del partito. E Nenni alla fine, eletto segretario, per carità, come faccio? Bisogna portarlo dentro, perché diversamente ci distrugge. E così, dico adesso, non me ne voglia l'amico Savona, ma paragonando Savona rispetto a Varoufakis scelse di andare fuori dalla tenda. Lui invece, pur consapevole come Varoufakis, scelse di stare nella tenda e continua a restarci. Non è il migliore servizio che può fare al paese, questo è il punto fondamentale. Ok, bene, io chiudo con un'altra domanda, proprio a partire da questa consapevolezza di Varoufakis e questa sorta di predizione, però legata, perché lui la lega esattamente a quello che sono le condizioni, cioè i vincoli, soprattutto normativi, che presiedono, diciamo, all'Europa attuale. Sostanzialmente dice: se continua così, proprio perché non si riuscirà a gestire i debiti sovrani, di fatto si rischia l'implosione. Ha ragione da questo punto di vista. Però io adesso pongo la domanda invece in altri termini. Siccome noi ci preoccupiamo comunque anche di fare politica, e torno a ripetere, abbiamo le elezioni tra 3 mesi, io sono dell'avviso che invece noi abbiamo bisogno di Europa, abbiamo bisogno di più Europa, abbiamo bisogno di qualificare questa Europa. Comunque sia, dobbiamo riprendere un discorso che riguarda la costruzione di un'Europa politica. Europa politica per me vuol dire che ci deve essere un'unica politica fiscale. Un'unica politica fiscale è fondamentale e lo sai molto meglio di me, basta pensare al ruolo di Juncker prima che diventasse presidente della Commissione. Guardate che per 20 anni il Lussemburgo è stato un paradiso fiscale. Cioè non si può pensare che si costruisce l'Europa quando tu hai sistemi fiscali diversi nei diversi stati, perché è chiaro che poi i capitali, gli investimenti vanno dove la tassazione è più bassa e in certi casi addirittura era quasi nulla. Quindi noi dobbiamo riuscire a ragionare, quindi possibilmente anche a votare con idee di questo tipo. Avere un'Europa politica, che vuol dire avere un unico sistema fiscale, vuol dire avere una difesa europea, vuol dire avere una politica estera europea e così di seguito. Almeno questo è il mio parere e su questo ti chiedo proprio una opinione anche con riferimento ad una collocazione. Qui mi permetto di fare quasi un ulteriore, se vuoi, allargamento, però non vorrei togliere tempo agli altri, cioè anche un ruolo più attivo della stessa Sardegna, che comunque sia ha un senso come collocazione magari di una isola più diciamo più proattiva nei confronti di una costruzione di un'Europa politica. E io finisco con questo. Dunque, hai perfettamente ragione quando tu dici noi prossimamente andiamo a esprimere il nuovo Parlamento europeo. Chi votiamo? Non mi sembra fondamentalmente, perché siamo tra due fuochi. C'è chi vuol stare alle condizioni attuali dentro e chi per liberarsene vuole uscire. È una situazione drammatica. Io dichiaro immediatamente a priori, no? Parto dal presupposto che l'Italia fuori dall'Europa sia destinata a scomparire, proprio a tornare alla periferia da dove si trovava prima. Però mi pongo questo problema, questo dilemma. Posto che non credo nella concertazione, non credo nella finanza, diciamo, creativa, non credo nelle riforme concertate, sono sempre a sfavore, tendono sempre a conservare lo status quo, al più qualche zuccherino, qualche, diciamo, vantaggio di poco conto,
che so io, ti possono dare un po' di contributi in più, ti possono consentirti di tirar fuori bilancio rispetto al debito sovrano, i soldi che tu spendi nell'organizzare l'accoglienza e così via, ma sono mezzucci, non incidono fondamentalmente sulla struttura che ormai noi abbiamo ereditato. Dobbiamo tenere presente che ci sono dei centri decisionali all'interno del sistema che hanno interesse a conservare lo status quo, segnatamente le banche. Perché? Perché sui debiti sovrani ci guadagnano, non li scosti da questo. Allora io mi pongo questo problema. Come facciamo? Io lo pongo così, me lo pongo io, quindi non ho soluzione da proporre, però suppongo che sia giunto il momento in cui dobbiamo porci questo interrogativo. Dobbiamo accettare lo status quo perennemente e preferire di conservarci in una posizione tale per cui abbiamo bisogno ricorrentemente di ricorrere alla finanza internazionale, che ci impedisce in ogni caso di allargare e di accumulare le risorse necessarie per effettuare gli investimenti con cui migliorare la produttività dei fattori produttivi nostrani, che ci consente di migliorare la crescita, oppure che fare? Non lo so. Questo è il punto centrale. Grazie. Io ho finito qui. Grazie, quindi da Europa perché siamo arrivati a Europa come? Importantissimo allora l'interrogativo. Io prima parlavo di primo modulo, secondo modulo, in realtà sono moduli strettamente interconnessi, la tematica si sviluppa in continuità. Adesso possiamo avere Roberto Loddo che come voce del Manifesto Sardo interloquisce con il professor Sabatini a partire da quello che è l'altro tema fondamentale, che forse era anche il tema all'origine dell'Europa, la ricerca del benessere. Quindi su questi punti andiamo appunto alla prospettiva ancora più ampia di questa situazione assai complessa, riflessioni sulle prospettive dell'economia globale e locale. Grazie. Buonasera a tutte e tutti. Io ho conosciuto Gianfranco Sabatini attraverso i suoi puntuali pezzi di economia pubblicati sul Manifesto Sardo in una sezione storica che esiste dall'anno di nascita del Manifesto Sardo nel 2007, denominata Capitale e Lavoro, analisi e riflessioni che ho iniziato a leggere una decina d'anni fa, appena sono entrato nella redazione con l'impegno di curare il web editing nel nostro quindicinale. La ricerca del benessere, riflessioni sulle prospettive dell'economia globale e locale, tema edizioni, rappresenta un lavoro importante perché indaga le origini, gli sviluppi e le possibili vie d'uscita della più grave crisi economica dal dopoguerra e degli ultimi 80 anni. È un libro che raccoglie gli articoli di Gianfranco usciti su varie testate, naturalmente comprendendo anche il Manifesto Sardo, Democrazia Oggi, Aladdin News e altri. È una raccolta di articoli pubblicati su varie riviste, su vari giornali di approfondimento sardi, ma anche italiani, che partono dal 2008 fino al 2017. Il 2008 l'anno fatidico dell'inizio della crisi, che non rappresenta solo una semplice temporanea falla del sistema finanziario globale, ma per quel che dal nostro piccolo osservatorio del Manifesto Sardo siamo riusciti a osservare un percorso permanente di consolidamento graduale delle politiche neoliberiste, che hanno prodotto che cosa? Se non la totale deregolamentazione dei mercati finanziari. Ancora oggi la ricchezza posseduta è dell'1% più ricco della popolazione mondiale rispetto a quella del resto dell'umanità. La prima domanda che vorrei
fare a Gianfranco è proprio sulla crisi dei partiti e della democrazia e sulla deriva in atto nella politica italiana e sul populismo demagogico, in cui anche l'uso della rete, del web, svolge una funzione centrale, una funzione dominante, perché la democrazia che abbiamo conosciuto nel Novecento, la democrazia basata sui partiti, la democrazia basata sullo stato sociale, anche su una regolamentazione del conflitto sociale, è in profonda crisi. Oggi ci troviamo di fronte a un mutamento di sistema che diventa di giorno in giorno più evidente. Dagli anni 90, dal 94, da Berlusconi, con il suo linguaggio politico in cui costruiva comunicazione attraverso intimità, attraverso la sua intimità, la sua famiglia, le sue battute da bar sport dirette e non mediate da nessuno, e aveva il suo baricentro nell'utilizzo della televisione che in quegli anni, nei primi anni 90, era estremamente importante, un mezzo potentissimo in quegli anni. Poi è venuto il grillismo, una specie di cyberpopulismo, poi Renzi, portavoce di un populismo più subdolo, perché è un populismo che si esprime dall'alto, dal vertice, un populismo di governo che mima lo stile di chi rivendica le ragioni dal basso, molto simile a quello di Salvini, che dall'opposizione al governo, con le immagini delle ruspe, comunica la morte della vecchia politica. La domanda che vorrei fare a Gianfranco è, anche a partire dalle analisi che sono contenute sulla ricerca del benessere di John McCormick e Peter Mayer, che cosa possiamo fare noi, il mondo progressista, il mondo democratico, per invertire questa tendenza e cambiare rotta? È una domanda complicata, però io posso iniziare cioè con una battuta. Cosa possono fare i progressisti? Tanto iniziare a comportarsi da progressisti, cosa che invece purtroppo non è. Perché le cosiddette forze progressiste sono dilaniate più di quanto non lo siano a destra. Perché vorrei ricordare che a destra, diciamo, è vero che sono gli antesignani, diciamo, della globalizzazione, però, diciamo, i neoliberisti, bene o male, ecco, non sono nazionalisti e conseguentemente non sono neppure portatori di quei valori contro i quali siamo propensi oggi noi a scagliarci. Non sono né contro l'accoglienza né contro, diciamo, la diversità, diciamo, del colore della pelle e così via, di cultura e così via, non sono razzisti. E quindi c'è questo dibattito tra internazionalisti di destra e nazionalisti che vogliono tornare al vecchio involucro dello Stato-nazione. A sinistra la cosa è peggiore. Questo è il punto fondamentale, perché ci sono alcuni segmenti della sinistra che occupano posizioni che è difficile sostanzialmente separarli dai razzisti e dai nazionalisti. Questa è la verità. Poi fondamentalmente ci sono dei segmenti, diciamo così, responsabili che cercano di barcamenarsi tra le opposte, diciamo, esigenze. E poi infine ci sono le cosiddette forze progressiste democratiche che sono una stampella, un presidio fondamentalmente della destra. Questa è la verità. Saranno un po' più ridistributivi, saranno un po' più accoglienti, però andiamo alle strette. Sono propensi ad appoggiare fondamentalmente ciò che vogliono gli stati forti, gli establishment dominanti non soltanto dentro l'Europa, ma dentro, diciamo, il mercato globale, che è una sorta di Europa allargata. Questa è la verità. Conseguentemente la crisi della democrazia, non sono io a dirlo, ma dico,
è un liberale, diciamo, possiamo dirlo, schierato a destra, che Crouch ha inventato l'espressione di post-democrazia, che è venuta meno perché? Perché è venuto meno il caposaldo della democrazia, così come noi l'abbiamo costruita, l'abbiamo vissuta, l'abbiamo anche realizzata dal punto di vista materiale. È venuto meno, cioè, lo Stato-nazione. Con la globalizzazione lo Stato-nazione si è indebolito. I confini fondamentalmente sono affievoliti. Ragion per cui fondamentalmente è stata negata la possibilità a qualsiasi governo all'interno di un ex Stato nazionale di assumere delle politiche i cui effetti ricadessero all'interno dell'antica circoscrizione territoriale che costituiva uno degli elementi portanti dello Stato-nazione, cioè il territorio. Questa è la verità. La globalizzazione conseguentemente ha messo in crisi anche la democrazia e la globalizzazione, prevalendo è la posizione egemone, diciamo, del neoliberismo, senza che ci sia un'opposizione critica, costruttiva da parte della sinistra, ma solo una posizione prona a 90 gradi nei confronti della destra, accade fondamentalmente che il mondo, o meglio, i paesi di più antica democrazia, siano fortemente esposti all'erosione di tutto ciò che attraverso lo Stato-nazione e attraverso la democrazia sociale realizzata nell'immediato dopoguerra era stato possibile conseguire. E questa è la ragione per cui oggi tutto è messo in dubbio e segnatamente anche il livello della soddisfazione dei diritti sociali acquisiti e che costituiva un fiore all'occhiello del continente europeo sino alla fine degli anni 70, salvo poi fondamentalmente vederlo incrinato e successivamente indebolito dal ridimensionamento di molti diritti acquisiti. Grazie Gianfranco. Proprio per rimanere in tema di margini e di confini, vorrei porre all'attenzione un appello che tra l'altro è uscito oggi su un giornale che rispetto al Manifesto Sardo, a Democrazia Oggi, alla Daily News si può definire un nostro cugino, Sardegna soprattutto, un appello firmato da numerosi intellettuali, indipendentisti, autonomisti e sardisti che propongono un soggetto politico, una candidatura sarda per le elezioni europee, evocando anche il sostegno dell'Alleanza Libera Europea. Ora, rispetto a questa posizione io mi trovo in disaccordo, perché io ritengo che il ruolo dei movimenti di liberazione sardi e della rete di conflitti sociali che anche noi, che il Comitato Sardo di Iniziativa Costituzionale Statutaria, i soggetti diciamo connessi al nostro mondo democratico, debba essere comunque quello di costruire e di vedere in un soggetto europeo qualcosa che sia connesso anche allo sviluppo dei diritti sociali e non solo alla rivendicazione di autodeterminazione. E io vedo in questo, nella sinistra europea, un punto di riferimento, anche perché la sinistra europea ha al suo interno anche quei soggetti indipendentisti che rivendicano l'autodeterminazione, a partire dai nordirlandesi e altri soggetti come i baschi, che all'interno del gruppo europeo della sinistra si battono contro le diseguaglianze anche per l'autodeterminazione dei loro territori. E quindi vorrei arrivare alla questione sarda, la questione del patto costituzionale tra la regione Sardegna e lo Stato italiano. Quale futuro oggi può avere l'autonomia speciale? Autonomia è oggi
scatola vuota, simulacro privo di poteri, uno strumento da superare anche a causa di una classe politica incapace di utilizzare le potenzialità del nostro statuto sardo, oppure è ancora attuale e funzionale agli interessi della Sardegna? Come facciamo noi sardi a rappresentare le nuove necessità e i nuovi bisogni dell'autogoverno, della società? Quali strumenti istituzionali abbiamo a disposizione? Possiamo come sinistra sarda aprire un confronto orizzontale anche con quei movimenti che da anno si battono per l'autodeterminazione, per l'autogoverno della Sardegna? In alcuni passaggi di questo libro Gianfranco Sabatini analizza nella sezione dedicata alla Sardegna anche la questione sarda. Dunque, a riguardo vorrei dire che le pretese cosiddette nazionalitarie, diciamo, o sovraniste della Sardegna, o dei gruppi, dei gruppuscoli che si muovono in Sardegna, sono fuori dal mondo. Sono persino, distaccati anni luce, diciamo, dalla propria opinione, dalla propria base sociale che non hanno, sostanzialmente. Mi sorprende il fatto che un gruppo di docenti della facoltà di economia e della facoltà di giurisprudenza abbiano portato avanti 2 ricerche sul campo, tutte e 2 interessantissime, finalizzate a misurare qual è il grado qual è meglio l'atteggiamento dei sardi nei confronti delle proprie istituzioni. Non è stato oggetto di considerazione da parte di che sia. Mi risulta soltanto, a parte il sottoscritto che è stato, sì, c'è anche Fernando, a parte il sottoscritto che forse è stato uno dei pochi a prendere in seria considerazione sino a recensirli, mettendo in evidenza il pro e il contro, perché ci sono anche dei difetti nel modo in cui sono stati interpretati i risultati di quelle 2 ricerche sul campo, interessantissime, costituiscono una fonte, dovrebbe costituire il punto di partenza di ogni discussione su un argomento oggetto della domanda di Roberto. Che cosa fondamentalmente è risultato da quelle 2 inchieste? Che a differenza degli altri, diciamo, sovranisti europei, baschi, catalani, scozzesi e così via, il sardo, gli fa onore, riconosce la propria autonomia così come essa è incarnata, diciamo, nello statuto. Ciò di cui si lamenta, e non invece, che so io, nella lingua o nel fatto di risiedere in un determinato territorio. Questo peraltro nella ricerca sul campo, in una sezione che era volta ad appurare qual era il gradimento, quali erano gli argomenti che maggiormente stavano a cuore dei sardi, è accaduto che l'identità e la lingua occupavano l'ultimo posto. Mentre i primi item della ricerca, rispetto ai quali i sardi hanno manifestato per lo più la loro preferenza, erano, diciamo, argomenti che concernevano il rilancio dell'autonomia, però in termini reali, in termini, diciamo, sostanziali, in termini cioè di una democrazia reale, non formale, alla quale fondamentalmente è stata ridotta dal modo in cui è stata gestita l'autonomia in questi 70 anni. Cosa ha fatto, diciamo, la classe dirigente sarda in questi 70 anni? Non ha fatto proprio un bel nulla. Non ha fatto nulla, nel senso che ha rinforzato nella coscienza dei sardi il fatto di essere un questuante, di pretendere costantemente che lo Stato, addirittura arriva a a denunciare lo Stato, d'essere, può darsi che rispetto ad alcune ragioni possa aver ragione,
il governo regionale. Però è contraddittorio, perché guarda caso la stessa giunta che denuncia lo Stato sino a ieri era a braccetto con chi fondamentalmente gli dava con la mano destra ciò che poi con la mano sinistra gli veniva tolto o no, non gli veniva riconosciuto. Questo è il punto fondamentale. Conseguentemente direi che come riconoscere la bontà o diciamo l'aspirazione dei sardi a gestire la propria identità e anche il proprio destino, chiamiamolo così. Bene, rilanciando l'autonomia, però rendendo l'autonomia un'autonomia reale. E autonomia reale significa sostanzialmente dare ai sardi l'effettiva possibilità di partecipare, non diciamo delegarla a uno sparuto gruppo di individui che ha solo l'interesse sostanzialmente a conservare se stesso, va bene, nelle posizioni di potere, ma attraverso una riforma dell'istituto autonomistico che consenta la partecipazione dal basso alla formulazione della politica regionale di sviluppo, secondo i dettati e le aspirazioni e le direttive che emergono da una partecipazione delle popolazioni locali, cosa che sinora non è stato mai fatto, perché lo sviluppo locale è sempre stato gestito e voluto secondo, diciamo, volontà che venivano dal centro, spesso anche trasferite da altri centri, perché accanto ai trasferimenti giungeva anche il cappello o il vincolo che portava con sé il trasferimento. E allora il punto fondamentale sta tutto qui. La questione sarda oggi. La questione sarda oggi sta nel rilancio dell'autonomia. Però per rilanciarla l'autonomia bisogna che l'autonomia produca qualcosa in più di ciò che ha realizzato sinora negli ultimi 70 anni. Perché il rischio che la Sardegna corre è che se permane questa situazione è di perdere totalmente la specialità dello Statuto. Ci sono molti che la invocano, la soppressione della specialità, giusto perché non serve a nulla, perché non dà la possibilità a chi dovrebbe fruire dell'autonomia speciale di mettere a frutto la specialità della propria autonomia. È il caso della Sardegna fondamentalmente. Cosa ha fatto la Sardegna? Dal punto di vista della produzione materiale è rimasta al palo. Il prodotto interno lordo regionale, badate, interno lordo, ciò che la Sardegna produce, è rimasto quasi al palo, uguale a quella del 1950. Ha vissuto fondamentalmente di importazioni nette, di ciò che il resto del mondo, il resto del paese e comunità europea, Unione Europea li trasferiva. In che cosa ha brillato la classe politica regionale sinora? Nel gestire, nel ripartire, ecco, in funzione della conservazione delle proprie posizioni di potere, ciò che sostanzialmente riceveva dall'esterno, senza minimamente partecipare al modo in cui allargare la base produttiva regionale. Questo è il punto fondamentale. Quindi qualsiasi pretesa nazionalitaria, qualsiasi pretesa è una fuga in avanti, è la negazione fondamentalmente, oppure una definitiva spinta data impressa alla Sardegna per il baratro finale. Questa è la verità. Conseguentemente nelle prossime elezioni regionali c'è da augurarsi, fondamentalmente cosa peraltro poco probabile, considerato che la regola elettorale ancora in vita non sarà riformata, per cui è probabile che alcuni di questi sparuti soggetti, vendendo la propria disponibilità elettorale, riescono ad ottenere, che so io, la cooptazione di qualcuno di loro in seno al Consiglio regionale, bearsi poi del fatto di essere amici del presidente di turno per ottenere questo o quell'altro o quell'altra concessione in fatto di cura della lingua, di cura della cultura e di quant'altro di cui il popolo sardo, stando le due ricerche sul campo, non vogliono sapere. Questa è la verità. Bene, una ultima riflessione e domanda. Sabattini
fotografa in questo libro, scusate, Sabatini fotografa in questo libro le conseguenze antropologiche della crisi che hanno portato l'Italia alla periferia del mondo, e ne descrive anche, come vi ho detto prima, le medicine possibili per uscire dalla trappola dell'austerità, anche analizzando punti di vista di più intellettuali e di più economisti. Parliamo del reddito di cittadinanza. Abbiamo assistito tutti ieri a uno show organizzato dal governo verde-giallo per lanciare questa specie di tessera di sussidio chiamata, secondo me impropriamente, reddito di cittadinanza, contenuta in una teca di vetro come se fosse qualcosa di straordinario da ammirare, un'opera d'arte, un'innovativa scoperta. E nelle audizioni al Senato, Regioni, INPS e Istat hanno fatto emergere problemi di costituzionalità relativi a questi navigator, che sono a tutt'oggi soggetti precari, penalizzando anche, tra l'altro, come provvedimento in senza dimora e le famiglie numerose. La platea rischia abbastanza, insomma, 50% dei beneficiari sui primi controlli, per l'Istat sono 2,7 milioni, per il governo 4,9, esclusi gli stranieri residenti da meno di 10 anni. La domanda è questa: secondo te ci troviamo di fronte a qualcosa per i poveri o a qualcosa riservato alle imprese? Ci troviamo di fronte a qualcosa di utile per tutta la società o è utile a pochi? Come lo chiameresti tu questo strumento? Reddito di inclusione o reddito di cittadinanza? Perché a me pare che riguardi più la dimensione dell'inclusione, cioè questa è una misura che non viene pagata da una patrimoniale, per esempio, ma è una misura alimentata da chi le tasse non le può evadere, per esempio. Per dirla con le parole di Alfonso Gianni, siamo di fronte a un travaso dal mondo del lavoro a quello della disoccupazione e della precarietà, senza toccare la rendita e gli altri redditi. Dunque, Roberto, non vorrei ripetermi, perché tra l'altro lo dico, vedo qui in sala molte delle persone che avevano organizzato alcune settimane fa un dibattito sul reddito di cittadinanza e così via. Per essere semplici e brevi, diciamo che il reddito di cittadinanza, sul tipo di quello che ha varato l'attuale governo, non ha nulla a che vedere con il reddito di cittadinanza inteso in senso tecnico, e per reddito di cittadinanza reso in senso tecnico intendo riferirmi ad un tipo di reddito che prefigura un sistema di difesa e di protezione sociale che non è soltanto di assistenza, ma è anche un sistema di protezione sociale attivo, nel senso che oltre che distribuire, diciamo, prebende che possono in qualche modo essere giustificate dal punto di vista del contenimento, dell'allargamento, della diffusione della povertà, va bene? Se deve servire anche in questo preciso momento, così come, per esempio, tanto per dire, dare a ciascuno il suo, come sosteneva chi ha lanciato l'idea del reddito di cittadinanza, che è James Mead, va bene? Deve essere anche un elemento propulsore di sviluppo, fondamentalmente, a 360 gradi, di sviluppo qualitativo, oltre che di crescita quantitativa dei sistemi. Ecco, il reddito di cittadinanza alla Di Maio, quello sostenuto dai 5 Stelle, è una misura assistenziale, meritoria di considerazione, giusto perché tende fondamentalmente a contenere l'allargamento della piaga della povertà, però non ha nulla a che vedere con quel reddito di cittadinanza incondizionato e, diciamo, universale, che ha per scopo di rimuovere ab initio non solo la povertà,
ma anche le cause che determinano l'inceppamento della crescita e dello sviluppo del sistema. Crescita e sviluppo, dal punto di vista degli economisti, fanno una distinzione sottile. Pregherei proprio che se ne tenesse conto, anche se gli economisti sono tanto abituati che solitamente ripetono le due cose, crescita e sviluppo, senza intrattenersi nel fare la necessaria distinzione. Spesso però nella foca si manca di fare la distinzione, perché la crescita è un fatto quantitativo, non è detto poi che la crescita quantitativa corrisponda ad una dimensione qualitativa, mentre lo sviluppo è una dimensione, esprime o quantomeno evoca una dimensione qualitativa della crescita. Questo è il punto, quando io dice per la crescita dello sviluppo, d'accordo, crescita però contemporaneamente anche a un miglioramento sostanzialmente della società in cui la crescita avviene. E miglioramento della società significa miglioramento dei rapporti sociali, miglioramento dei diritti e dei diritti civili, miglioramento dello sfruttamento delle risorse ambientali e quant'altro solitamente si è soliti ricondurre alla prospettiva di una crescita qualitativamente sostenibile. Grazie. Grazie ancora a Roberto Loddo e al professor Sabatini. Con Franco Meloni, che è voce anche di Aladdin News, su cui compaiono puntualmente interventi anche lì appunto del professor Sabatini. Passiamo anzi forse anche in questo caso continuiamo il discorso che si era aperto prima con la seconda domanda, che ci porta a parlare dello sviluppo locale della Sardegna e ci porterà ancora ad approfondire le questioni dell'autonomia reale, della partecipazione dal basso per la formulazione di questa politica di sviluppo che risponde ai bisogni dei territori e non quelli imposti dal centro. Quindi la parola a Franco Meloni col professor Sabatini. Si vede il profilo con il microfono e il secondo Ecco, va bene, allora atterriamo adesso, dulcis in fundo, in cauda venenum. Adesso vediamo un po', forse tutti e due. Io stamattina ho fatto un articolo di presentazione della giornata di oggi su Aladdin News. Ho dato una definizione di Gianfranco Sabatini, è stato mio professore, grande professore della facoltà di economia dell'Università di Cagliari, una definizione che lo fa arrabbiare. Io ho detto Gianfranco Sabatini non è un ex professore della facoltà, è un professore, citando la frase biblica tu esse sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchizedek. Cioè, lui c'è poco da fare, ma forse vale anche per il professore da fare anche, anzi sicuramente anche per Andrea Pugusa, e questi sono sacerdoti e gli tocca a svolgere questo ruolo vita naturale durante, insomma, e anche dopo, perché rimangono di loro gli scritti e così via. Però c'è una definizione più laica di Sabatini. Sabatini è un laico autentico in politica, nella sua vita. C'è una definizione anche più laica che è quello di riserva, io dico, mi piace dire riserva della Repubblica, e questo vale soprattutto oggi che abbiamo troppi, diciamo così, intellettuali, e quindi su questa è una domanda che vorrei fare anche a Gianfranco, troppi intellettuali che sono a libro paga, ed è legittimo che lo siano anche, delle istituzioni, però dei quali manca la voce critica. E invece bisogna essere critici anche quando legittimamente si è dentro il sistema anche delle commesse, perché è giusto che per esempio le ricerche vengano sostenute dal denaro pubblico. E quindi una riserva democratica della Repubblica, in una concezione che a Sabatini piace anche molto, l'ho scritto anche in questo libro che io presento,
che è di un'alleanza intergenerazionale. Badate, se non c'è questo rischiamo grosso. Per queste, diciamo, banalità o insomma, di rottamazioni eccetera sono quanto di peggio possa esistere se noi vogliamo davvero innescare processi diversi nel nostro paese. Allora, questo libro che è stato scritto è un libro breve, lo sviluppo locale della Sardegna, territori, popolazioni e istituzioni, però veramente molto denso, e bisognerebbe, diciamo, favorire la lettura, soprattutto magari articolando dei seminari per tutti, e soprattutto a iniziare dai nostri politici. Nell'introduzione, allora, il libro è composto da 5 saggi, 3 del professor Sabatini e 2 scritti insieme da lui e dal professor Vittorio Dettori, che prima ho visto, non so se è andato via Vittorio. C'è Vittorio? No, non c'è, penso che aveva un impegno. E Vittorio Dettori, lo ricordo, è ancora un eminente docente della nostra facoltà, cattolico, e quindi questa è interessante, questa diciamo, collaborazione stretta, oltre che stima di personale, di vicende di lavoro fatto insieme tra il professor Dettori, ma che ha portato anche positivamente a delle riflessioni più complete, diciamo, se Sabatini non si offende, che hanno completato anche in qualche modo il percorso di Sabatini, che è fondamentalmente un economista, e qualche volta, lui non si adopererà per questo, qualche volta magari sottovaluta alcuni altri aspetti che invece in questo libro, cioè gli aspetti umani, che invece in questo libro che ha fatto in questi contributi sono ben evidenziati. L'introduzione al libro, che è stato curato, è stato ricordato qui dall'Istituto Gramsci, è scritta da Pietro Morandi, anche lui un professore della facoltà di economia. Pietro fa un ragionamento, fondamentalmente dice: io sono un pessimista perché conosco per esempio la classe politica locale, su cui va bene, non è meglio stendere un velo pietoso, salvo naturalmente eccezioni, ma in generale non di grande spessore, quindi non gli affiderei certamente la ricostruzione dello sviluppo della Sardegna, e poi perché su temi importanti che, diciamo, vengono portati e descritti da Sabatini, per esempio quelle della riforma in senso federalista dello Stato, anche se Sabatini ha da fare delle precisazioni, non si confonde certo con le impostazioni originariamente leghiste, e né sull'autonomismo, diciamo così, che è stato un po' deprezzato, che si è trovata a vivere, diciamo, a praticare la Sardegna. E detto questo, io sono un pessimista, però, dice Maurandi, a leggere questo libro di Sabatini, mi devo ricredere, posso diventare anche ottimista. E questo, magari adesso questo il professor Sabatini lo dovrebbe anche spiegare, perché dalle cose che ha detto, io questo ottimismo che addirittura ha contagiato Morandi e tanti altri, per esempio ho apprezzato moltissimo, non è che si legga molto, o meglio, non è che ci si possa credere, a meno che, e questa prendo una definizione che lui stesso ha pubblicizzato in uno dei suoi scritti, e non la si pensi come Barbara Vutton, così che in un bello aforisma ha detto, e questo lo attribuisco a Sabatini: è da campioni dell'impossibile piuttosto che dagli schiavi del possibile che l'evoluzione trae la sua forza creativa. Vabbè, anche Bakunin, che non è finito molto bene, il grande anarchico, ha detto: cercate l'impossibile, perché chi si è limitato al possibile non ha mai fatto un passo avanti.
E un po' il professor Sabatini, io lo vedo oggi, è un complimento, non è una cosa, lo vedo un po' come un campione dell'impossibile. E venendo qui qualcuno, vabbè, poi ha detto, ma questo libro che avete scritto, che ha scritto Sabatini con l'aiuto anche del professor Vittorio Dettori, sarà utilizzato come programma governativo per la futura gestione della Sardegna, per una parte che si augura di vincere. Ora, di questo bisogna essere contenti, perché cosa c'è di meglio per un intellettuale, cioè fornire la propria, diciamo, elaborazione, e questa elaborazione alla politica che ne fa strumento operativo. Però probabilmente bisogna anche preoccuparsi, perché, adesso per essere un po' volgari, parafrasando il famoso Re Mida, che tutto toccava e tutto diventava d'oro, c'è qualcuno che tutto tocca e tutto diventa merda. Quindi bisogna stare anche molto attenti, diciamo, in questa, forse anche preoccuparsi. No, tuttavia, vederlo dal punto di vista dell'ottimismo, che è nobile, perché l'ottimismo gramsciano, del pessimismo, della ragione, ma dell'ottimismo, dell'intelligenza, della volontà, Sabatini potrebbe dire, guardate, bisogna essere ottimisti a una condizione, che si facciano le cose che io dico, e le scrivo anche con chiarezza, o che abbiamo scritto io e Vittorio Dettori, insomma, questo. E io non posso soffermarmi certo, perché poi devo arrivare anche a fare delle domande, o una domanda fondamentale a Gianfranco Sabatini, perché andando per titoli, lui pone 4 condizioni perché la Sardegna possa investire in uno sviluppo, ed è, dico, evitare per esempio la sindrome del fallimento, il complesso del fallimento, e questo è già un'indicazione che sembrerebbe fuori anche dal preciso campo economico, cioè l'investire sulla fiducia, quindi investire sui giovani. Beh, in questo, anche lui forse c'è anche lo zampino di Vittorio Dettori, perché sembra quasi l'esortazione di Papa Francesco ai giovani: non lasciatevi rubare la speranza. Sabatini non ne fa esortazioni, non fa appelli, tantomeno mischia il sacro col profano, però in effetti questa esortazione è fondamentale, investire sulla fiducia, perché quando Sabatini dice la diversità della mia impostazione è la mobilitazione delle forze endogene, sta dicendo appunto che bisogna investire, ma l'ha detto prima con molta chiarezza, sulla partecipazione, sul fatto che i territori devono trovare, diciamo, fiducia, e quindi devono essere chiamati a responsabilizzazione, ma anche ad avere, diciamo, potere, e quindi questo richiama che cosa? Richiama il riassetto istituzionale della regione. E quindi evitare la sindrome del fallimento, avviare e praticare un processo di profonda trasformazione della struttura organizzativa del contesto regionale, che abbia come esito finale, questa è quella domanda, la rivalutazione o la riflessione e forse anche la rifondazione del momento identitario, la Sardegna quindi la sua identità. Poi 2, la riscrittura del piano di sviluppo sociale ed economico. Lui non l'ha scritto, ma articolo 13, nuovo piano di rinascita per la Sardegna. E poi la riscrittura dello statuto. Continua Sabatini come terza condizione: realizzare una piena ed estesa società civile regionale integrata. 4, creare strutture di governo regionale capaci di assumere un obiettivo di medio e lungo termine, cioè guardare ad aumentare la fiducia dei cittadini regionali. Va bene, io mi soffermo su questo. Io vorrei chiedere a Sabatini questo. Una questione: ma è vero che
dobbiamo avere fiducia e che quindi ci tocca essere ottimisti se vogliamo incidere e avere un ruolo nello sviluppo della Sardegna, primo. E secondo, tralascio tutti gli aspetti identitari, ne ha parlato quando ha parlato di quella ricerca fatta dalla Facoltà di Economia e di Giurisprudenza sugli aspetti identitari. Nel secondo, ma la riscrittura del piano di sviluppo sociale ed economico, innanzitutto come dovrebbe essere fatto, ma significa articolo 13 e riscrittura e quindi, chiamiamolo così, un nuovo piano di rinascita per la Sardegna, quindi con i soldi dello Stato. E poi la riscrittura dello statuto che insomma, abbiamo quello depotenziato che abbiamo adottato originariamente, ma che non è stato né modificato e comunque non è stato neppure utilizzato per tutte le potenzialità che aveva, come hanno, lui cita per esempio tra gli autori Allegretti, che aveva ragionato su questo dicendo va bene, nonostante sia uno statuto depotenziato, ma non abbiamo i sardi avuto la capacità di utilizzarlo. Queste sono le domande. Se Sabatini riesce a rispondere unificandole rispetto alle cose che ho detto, perché poi passerei a una ulteriore domanda. È un pool di domande, non un'unica domanda che lui mi ha formulato. Quindi vediamo di semplificare le cose. Io parto da questo presupposto. Per un'infinità di ragioni, senza andare alla ricerca, delle motivazioni culturali e ideologiche che purtroppo ci sono state, alla base, del fallimento, tra virgolette, perché fallimento alcuni non ne vogliono sentire parlare, soprattutto perché coloro i quali ancora in vita e funzionalmente operanti all'interno di qualche istituzione non vogliono sentire parlare di fallimento dell'esperienza perché pensano alla possibilità di un giudizio negativo che potrebbe ricadere su di loro. Intendo riferirmi a quei resti, dei partiti storici, no, che ancora sono attivi e che per loro, potrei fare un nome per tutti, vabbè, lasciamo perdere, che quello che è stato fatto positivamente, nel senso che ha rappresentato un passo in avanti per la Sardegna. Io ho sempre distinto fondamentalmente la crescita con lo sviluppo. La Sardegna è stata protagonista di un processo di industrializzazione forte, dissociato però da ogni dimensione qualitativa. Questo è il punto fondamentale. Ora, il fatto che sia accaduto questo può darsi che non abbia alcun rilievo rispetto al progress, rispetto alla prospettiva futura, se non che per me ce l'ha. Perché? Perché bisogna pur fare i conti col fatto che, malgrado, il processo di industrializzazione forte realizzato con trasferimenti consistenti di risorse dal resto dell'economia nazionale e anche dopo, ultimamente anche dal resto dell'Europa, la Sardegna non è riuscita a porre in essere un sistema produttivo, una base produttiva capace di camminare con le proprie gambe, nel senso che non è mai riuscita a presentare un conto in avanzo, Ecco. Quindi da questo punto di vista, dal punto di vista della crescita, quindi è negativo. E a maggior ragione dal punto di vista qualitativo, perché dal punto di vista qualitativo, lo sviluppo cosiddetto della Sardegna, che in cosa è consistito? È consistito in una ridistribuzione, torno a ripetere, l'ho ripetuto 1000 volte, lo ripeto da anni. Era un pezzo forte del mio corso di politica economica con riferimento alla Sardegna. È consistito lo sviluppo qualitativo della Sardegna
in una ridistribuzione della forza lavoro, ridistribuzione intersettoriale della forza lavoro, nel senso che da sistema agropastorale, con produzione prevalentemente orientata all'autoconsumo, si è trasformato in una economia burocratizzata, diciamo, come dire, terziarizzata, prevalentemente concentrata nel settore dei servizi non per il mercato, cioè concentrati nella pubblica amministrazione, regionale innanzitutto e anche statale. Perché? Perché fondamentalmente è accaduto che il settore di trasformazione è rimasto al palo, sia in termini di quantità prodotta sia in termini di occupazione. E si siano gonfiati a dismisura servizi che, a parte alcuni servizi funzionali tipo i servizi bancari e così via, erano, diciamo, attività di puro rifugio. Parlo dell'artigianato che è stato devastato e parlo anche dell'ambulantato prevalente. Ne abbiamo una manifestazione in occasione, diciamo, delle feste ricorrenti, delle feste canoniche nostre, no? Dove le vie centrali della città si riempiono di baracchini dove si vendono non prodotti dall'artigianato sardo, ma bensì cineserie. Questa è la verità. Allora, c'è da chiedersi a chi imputare il fatto che, tutto sommato, la Sardegna in 70 anni, pur avendo sperimentato un processo di industrializzazione forte, non si è riuscito ad esprimere una classe dirigente politica in grado di indirizzare le risorse che riceveva in maniera produttiva dal punto di vista, però non soltanto produttivo, ma anche dal punto di vista qualitativo, capace cioè di diffondere e di radicare nel comportamento medio, nella dimensione antropologica, no, del sardo, la propensione a sviluppare, che so io, professionalità imprenditoriali non da reinvestimento, ma da trasferimento. Questo è il punto fondamentale. Cosa ha partorito? Ha partorito attività produttive che si reggevano nella misura in cui sostanzialmente venivano aiutate dalla regione. Poi non si vengono a scrivere i libri a constatare sostanzialmente che i vari progetti finanziati per la Sardegna sono falliti perché non c'è stata una riforma della pubblica amministrazione. È tautologia pura. Non c'è stata riforma della pubblica amministrazione, per cui sostanzialmente ci sono stati soltanto progetti di quel tipo, destinati a fallire. Per cui fondamentalmente la classe politica, che avrebbe dovuto in ogni caso costituire la variabile indipendente del miglioramento qualitativo, diciamo, della società sarda, si è trasformata in classe questuante, che ha trasformato la qualificava così anche Lacconi, che ha trasformato già ai suoi tempi l'autonomia in autonomia querula, propensa cioè sostanzialmente a chiedere costantemente e sistematicamente nuovi trasferimenti, rispetto ai quali la classe dirigente politica si poneva come ricettatrice o ricevitrice di risorse da distribuire in funzione del proprio mantenimento, non del miglioramento delle condizioni sociali della popolazione sarda, ma unicamente ed esclusivamente per il mantenimento delle proprie posizioni di potere. Questo è avvenuto grazie fondamentalmente alla strutturazione di un'organizzazione, dell'organizzazione burocratica della regione, sostanzialmente centralistica. Io ho sempre detto, mutuando l'espressione da un'espressione felice di Umberto Allegretti, che la regione sarda si è strutturata in immagine e somiglianza dello Stato centrale, cioè ha interiorizzato il mostro centralistico, che a livello nazionale peraltro era stato, il mostro centralistico era stato abbondantemente interiorizzato, perché sin dalla fondazione e dalla Costituzione dell'Unità d'Italia il dibattito iniziò prima dell'unità, continuò dopo l'unità e non se ne è venuto a capo. Se ne è venuto a capo con un mostro tipicamente, diciamo, italiano, con un sistema regionale che dal punto di vista dell'approccio federalistico, di quello che tutto
ciò significa, non è nulla, non si sa, I migliori libri, diciamo, sul federalismo non contemplano un sistema regionalistico. Il sistema regionalistico non è né carne né pesce, non è né centralismo né federalismo. Allora io dico, se il fallimento fondamentalmente è passato attraverso una struttura dell'organizzazione, diciamo, politica regionale fortemente centralistica, dico, noi dobbiamo pensare che presumibilmente una strada che non abbiamo battuto, che ci viene imposto di pensare di poterla sperimentare, è di isolare in parte il centro e di coinvolgere la periferia. Questo è il punto fondamentale. Per far questo è quel discorso sul federalismo, che ovviamente parte dal presupposto che l'unità nasca fondamentalmente dall'adesione spontanea, non da una concessione dall'alto, da un'adesione spontanea ad un'operazione unitaria che viene dal basso. E qui nascono le perplessità. Investiamo nella speranza, d'accordo. Quale? Che le società periferiche, le società civili locali, sinora sostanzialmente estromesse da ogni capacità, da ogni processo decisionale, diventino le protagoniste. È evidente che dal punto di vista istituzionale questo implicherebbe una riforma della regione in senso federalistico, ma questo, sconta difficoltà estreme, perché se la regione, per darsi un'organizzazione federalistica, dovrebbe partire da un'organizzazione federalistica nazionale. E siccome il nostro paese fa parte di un'organizzazione sovranazionale, noi dovremmo partire dall'alto, organizzazione federalistica con l'unificazione europea, che a cascata dovrebbe informare di sé l'organizzazione dei singoli stati nazionali, e i singoli stati nazionali dovrebbero in qualche modo articolarsi federalisticamente anche a livello territoriale. E così avremmo la struttura o l'ingegneria, diciamo, istituzionale. Da questo punto di vista molti economisti si sono cimentati, a dire il vero poco a livello nazionale, ma a livello internazionale, senza andare troppo lontano. Per esempio lo stesso Friedrich Hayek ha scritto un libro sull'ipotetica Costituzione federalistica. L'aveva scritto giusto per difendersi dalle mire hitleriane, per difendere dalla possibilità di un Anschluss, no? di una cooptazione o di una intromissione del nazismo che avrebbe negato, diciamo, indipendenza e autonomia. Lui pensava che fosse stata sufficiente un'articolazione istituzionale che avesse garantito un po' di autonomia decisionale all'Austria, ma sappiamo come le cose sono andate. Però lui si è cimentato da questo punto di vista e ha messo in evidenza come fondamentalmente un processo decisionale che le grandi imprese poi l'hanno fatto proprio, l'hanno interiorizzato, un processo decisionale che lascia autonomia alla periferia e che riassuma, diciamo, la decisione finale attraverso la cooptazione di livelli decisionali inferiori via via superiori sino alla decisione finale, è il succo del federalismo, sostanzialmente è questo, no? Io condivido molto, per esempio, la prospettiva che viene tracciata da Giacomo Orto, il quale dice: abbiamo bisogno di federalismo, però nelle more che si realizzi il disegno federalistico bisogna in qualche modo introdurre nell'organizzazione istituzionale regionale attuale elementi di federalismo. E il problema centrale che mette in crisi anche lui è quando gli si chiede: e quali sono questi elementi federalistici? Ecco, io mi permetto di dire che c'è la possibilità di trovarli. E in che cosa consiste? È un'idea che, per esempio, mi sembra che Andrea l'abbia condivisa. L'idea è che fondamentalmente il processo decisionale, e qui vengo poi alla Trinità a cui tu accennavi prima, il processo decisionale nasca dal basso attraverso una partecipazione delle popolazioni civili, diciamo, dei singoli luoghi della Sardegna, il che implica appunto la struttura istituzionale articolata, va bene,
in funzione di alcuni parametri che evidentemente devono essere trovati, non sulla base, che so io, di convenienze del tutto cervellotiche sul tipo di quelle che sono state adottate in occasione della riforma degli enti locali varata, diciamo, l'anno scorso. Una vergogna, una follia. Come? Una vergogna, una Sì, follia. per dire, no? Con tutto quello che poi è successo successivamente dopo la bocciatura referendaria della proposta di modifica della Costituzione. Beh, a questo punto, se effettivamente si accettasse questa prospettiva, diventasse una prospettiva di un governo futuro della regione, dovrebbe consistere in una articolazione territoriale, locale, degli strumenti della programmazione. Questo è il punto fondamentale. Su questo non c'è bisogno di modifiche costituzionali, basta una legge ordinaria che stabilisca il modo in cui fondamentalmente le popolazioni locali... Scusa Gianfranco, non solo non ci vuole una modifica, ma è l'esatta attuazione sia della Costituzione che dice questo, sia dello Statuto che dice che di norma le funzioni amministrative, eccetera, sono esercitate... Ma non sono tanto funzioni amministrative, direi di più, anche progettuali rispetto fondamentalmente al futuro, alla speranza nella quale dobbiamo fondamentalmente investire, speranza dei giovani, però delle società civili locali. Posso dire che è cosa diversa quella che dici dai patti territoriali che abbiamo visto negli anni scorsi, perché voglio dire riprogrammare a livello basso non vuol dire assolutamente rilanciare i patti territoriali, è un'altra cosa, funzione programmatoria rimodulata in base locale. Questo cosa implicherebbe? Implicherebbe una conseguenza quasi spontanea, diciamo, che non avrebbe bisogno di grandi scontri politici e di grandi conflitti, che la regione a livello centrale, anziché accollarsi le decisioni ultime, dovrebbe limitarsi a svolgere una funzione di coordinamento di indirizzo rispetto fondamentalmente alle iniziative territoriali. Tutto qui. Tutto qui. Allora su queste basi rilanciare l'autonomia. Rilanciare l'autonomia significherebbe fondamentalmente, sì, vivere i tre momenti sostanziali che poi interagiscono tra di loro. Momento identitario, ma non ridotto che so io, alla recita di un duro duro in un bar, in uno dei bar più scassati di Caracas. Cosa vuoi che ti dica? In una bettola dove gli avvinazzati anche quello, vabbè, c'era quel ragazzo, abbiamo fatto pena, no, chiedo scusa, mi ha fatto pena, che parlava di esportazione di cultura da parte della Sardegna, che so io, con le launeddas, ma insomma, vabbè, speranza, investiamo nella speranza. Quindi... Anche quello, anche se la comunque, anche i mammutoni sono famosi in tutto il mondo. La maschera del mammutone è formidabile, è inquietante, una maschera inquietante, perché mi fa impressione, a me mi piace, nessuno discute, anche quello. Comunque, identità, che non significa però valori ancestrali. Identità significa fondamentalmente individuare sulla base della propria specificità culturale, esperienziale e così via, ciò che vogliamo essere in futuro. Questo è il punto fondamentale. Allora significa sostanzialmente, sì, celebrare il momento identitario, che deve consentirti di individuare i momenti futuri, rispetto ai quali dico riscrivere lo statuto. Perché lo statuto, dico, non è che sia un prius rispetto a quello che devi fare. No, è posteriore, è qualcosa che devi organizzare dopo in funzione di quello che devi realizzare. Questo è il punto fondamentale. Se questo avverrà, può darsi che la Sardegna possa nutrire qualche possibilità, ma dico, ci vuole uno sforzo non di poco conto. Non si vede nulla in questo senso. Questo dico, prescindere, non c'è bisogno di grandi rivolgimenti e di grande costruzione istituzionale, ma è una semplice volontà politica. Ecco il motivo per cui, dico, può darsi, mi è sembrato di rinvenire però qualcosa nel confronto elettorale in corso, qualcosa che si muove in questo senso. E quindi c'è da augurarsi sostanzialmente che si approfondisca e
la nuova classe dirigente faccia proprio questa esigenza, questa prospettiva di azione, e si sperimenti una via di crescita e di sviluppo che sinora è rimasta negletta, nel senso che è stata non soltanto trascurata ma addirittura impedita. Perché nella misura in cui la regione centrale diventa, badate, quelle ricerche sul campo a cui prima facevamo cenno, mi aveva impressionato un fatto. Lì c'era, a mio parere, anche un errore di metodo nel formulare sia la domanda sia nella somministrazione del questionario. Però, indipendentemente da questo, risultava che in maggioranza i sardi fondamentalmente non gradivano l'autonomia. Questo fatto, questo aspetto non è stato colto né commentato, mentre raccogliendo tutti i commenti fatti intorno ai dati raccolti risultava che la maggioranza dei sardi, per un motivo o per un altro, loro si sentivano sardi, italiani, europei. Io però ho pensato che si sentissero più italiani che europei che non sardi, giusto perché dall'Italia e dall'Europa veniva il conquibus, venivano i trasferimenti. Questo è il punto fondamentale. Bisogna sostanzialmente che i sardi, ecco il punto centrale, si entusiasmino della possibilità di utilizzare ciò che ricevono per avviare definitivamente e finalmente un processo di crescita e di sviluppo che li porti ad affrancarsi definitivamente in progress e sia pure in prospettiva da tutte le posizioni come dire, assistenziali di cui sinora sostanzialmente hanno fatto della Sardegna una regione sul libro paga degli altri. Questo è il punto, cioè bisogna dirlo questo e non aver vergogna. Dopo 70 anni, ecco, la Sardegna più del resto delle regioni meridionali ha goduto di trasferimenti, va bene, tra l'altro senza minimamente approfittare di questa maggior dovizia di risorse per una miglior sorte, perché delle regioni meridionali, tolta la Puglia e tutte le altre, la Puglia si dice perché ebbe dei mamma santissima a livello nazionale che l'hanno aiutata in tutto e per tutto, fondamentalmente, va bene, però c'è una bella struttura produttiva, prova ne sia che molti volevano estraniarla, cioè espellerla, escluderla dal novero delle regioni meridionali. Così. Va bene, io riconoscendo che nella mia domanda c'era un grappolo, in realtà un grappolo di domande a cui il professore ha risposto, direi che chiudo qui anche per consentire diciamo, la partecipazione secondo quanto ha promesso la Presidente in apertura. Grazie. Grazie ancora anche a Franco Meloni e ancora al professor Sabattini. Allora, chi desidera prendere la parola ancora aggiungendo? Prego. Mi raggiungo dove sto? Sì, qui. Io sono Andrea Corrias, sono uno studente, ex studente della facoltà di economia, quindi così porto una piccola testimonianza in primo luogo da ex studente. Voglio ricordarle, professore, l'attività dei seminari. Ci dava da studenti su tutte le argomentazioni che sono discusse anche in questo testo della ricerca del benessere, quindi sulla diversità di scale possibili per un'analisi sociale ed economica, ci dava delle tematiche da sviluppare, ci consentiva di discuterle durante il corso, insomma, di portare un contributo scritto e di affrontare il pubblico dei colleghi con la presentazione degli argomenti approfonditi. Questo mi sembra un grande insegnamento, insomma. Io sono cresciuto in questo modo, visto che nei 2 corsi di politica economica e di economia monetaria ho beneficiato di questa possibilità di confrontarmi con i colleghi, di prendere una responsabilità rispetto a una tematica, approfondirla. Insomma, anche di questo mi sento di ringraziare. Io penso che sia un metodo importante. La pubblica discussione è questo, l'invito a assumere
una responsabilità di prendere la parola avendo preventivamente approfondito e indagato per quanto possibile, insomma, delle questioni. Altro ringraziamento, mi ricollego al passaggio del professor Pubusa, un uomo libero. Io penso che, ecco, da ultimo testimonio la grande libertà intellettuale del professor Sabatini, che decide di fare un dono a Carboni, al territorio, dei suoi libri. Cosa sono i libri per uno scienziato sociale? Io penso che sia un valore inestimabile per chi, appunto, come il nostro professore ha saputo fare, continua a fare egregiamente, speriamo possa nel tempo ancora continuare a fare. Ecco, insomma, questo è un gesto, credo, di grandissima libertà, un gesto che spiazza, un gesto, non so, ecco, appunto, abbiamo invitato qualche volta a tenere dei seminari a Carbonia, vede la libreria del Circolo sguarnita e decide di arricchirla della sua collezione sterminata, insomma, un dono straordinario. La periferia ci rivela nell'approfondimento di questo mistero di che cos'è la generosità. È un dono che comunque a Carbonia comincia la sua attività di docenza dell'istituto tecnico e quindi in qualche modo ci carica ancora una volta di una responsabilità che di fare dei libri, della passione per la ricerca, per l'approfondimento, un servizio. Sono molto d'accordo sempre con il professor Pubusa nel dire che l'intellettuale che prenda con serietà e responsabilità il suo lavoro fa un servizio alla comunità, al popolo, insomma, si pone come coscienza critica, come maestro, come guida, come stimolo continuo, come stimolo a non lasciare le questioni, come dire, risolte, ma sempre a tenerle nel fuoco del dubbio che pure approda parzialmente a delle conquiste, ma che sempre ha a rinnovarsi nella necessità di allargare e di approfondire. Vengo alla domanda, alla questione. Ancora grazie, insomma, adesso ecco, la domanda alla questione, questo è uno degli ultimi articoli su Avanti Online. Nel rispiegare, nel ritematizzare la centralità della riforma dello Stato sociale che istituzionalizzi una proposta come reddito di cittadinanza, richiamandosi a due autori celebri che a più riprese hanno appunto rivelato, discusso la prospettiva innovativa di quella proposta, include nelle diverse opzioni di un nuovo assetto istituzionale anche la riforma della formazione nella logica dell'apprendimento permanente. Questo, ecco, a me pare, l'ho detto altre volte, ma mi piace riprendere la questione, a me pare che la questione della riforma, della formazione, in questa prospettiva dell'apprendimento permanente, sia all'origine della possibilità di fondare dal basso una capacità progettuale, un protagonismo delle società locali. Senza una adeguata formazione si è spiazzati, mi pare, dalla possibilità di essere nel contempo, come dire, capaci di inventare le risorse, per esempio, di valutare in una prospettiva progettuale, di verificare se il progetto approdi o meno a dei risultati di sviluppo sostenibile, diciamo in modo generale. Ecco, quindi al principio, a me pare, o per metterla nei termini di Ortu, tra le pratiche federaliste, io primariamente vedrei questa, una riforma del modello formativo che io sono, ecco, in cui sono più critico con il professor Pubusa. La facoltà di economia ha grandi meriti, ma forse non questo, di aver facilitato, o meglio,
di averlo fatto indirettamente tramite tanti studenti formati, ma qui siamo, penso, a discutere di come la comunità locale appunto costruisce il progetto, di come ne verifica in itinere le realizzazioni e di come continuamente discute delle risorse, e cioè dei soggetti che sono in campo, di come possano crescere, di come possano formarsi nuovi soggetti, in particolare imprese, nuove attività. Ecco, su una discussione pubblica che abbia questo tenore, e cioè su una discussione pubblica che abbia preventivamente questo tipo di formazione, una formazione per lo sviluppo locale, per lo sviluppo tout court. Penso che lo sviluppo locale sia un fenomeno universale che ogni luogo in realtà attende, nel senso che ogni luogo attende che le società locali, il territorio, cioè le persone che si prendono cura dei luoghi, diano agli stessi, ai luoghi, quello sviluppo di quelle risorse nei termini, penso, anche se questa cosa la critica, della piena occupazione, dell'inclusione, della coesione sociale, del patrimonio ambientale e quindi dello sviluppo sostenibile anche in senso stretto e così via. Io penso che lei possa dirci qualcosa sull'apprendimento permanente, mi pare che sia un esempio vivente di questa necessità. Ritiene che tutti, in una sede istituzionale che voglia appunto avere un approccio di quel tipo, l'apprendimento permanente, tutti debbano diventare intellettuali, non so, qualcosa del genere, o cosa in mente, non so, ecco, qualcosa che c'entri col suo impegno, ma anche con le possibilità che la società locale realmente possa avere sentimento del possibile, delle prospettive di sviluppo, cioè penso conoscenze nell'ottica della formazione, conoscenze, competenze e abilità critiche per fare questa roba qui. Grazie. Passiamo all'altra domanda. Prima, sì. Allora, prego. Sì, prego lei. Lo studente. Ecco, un altro studente. Non conosco il nome. Poi Giacomo, sei tu? Io mi chiamo Francesco Cotta. Sono allievo del professor Sabattini e anche del professor Puvus. Ecco. A cavallo tra gli anni 70 e i primi anni 80. Poi il professor Sabattini ho anche fatto la tesi, è stato il relatore della mia tesi. Sarò velocissimo. Due cose. È stato detto all'inizio che l'università era luogo di dibattito. Bene, ora io ho mio figlio che studia economia a Modena. Lui è venuto andare via da Cagliari, perché si era fatta la convinzione, non so poi quanto fondata, che la facoltà di economia di Cagliari fosse un luogo dove tutto si poteva fare meno che dibattere, un luogo sostanzialmente pieno di anime morte, senza prospettiva. È andata a Modena. A Modena è estremamente deluso. Anche lì l'università che io ho vissuto non esiste, e neanche quella che lui si è immaginato, perché gli studenti sono atomizzati, studiano più o meno, fanno gli esami, incontrano i docenti, però la università non è un luogo di dibattito, è un luogo dove lo studente sbatte la testa contro le difficoltà dello studio, però da singolo, non c'è la proiezione della sua difficoltà in un contesto più ampio. Bene, allora la domanda che faccio a tutti e due i docenti è questa: ma che cosa è avvenuto nell'università perché si sia ridotta così? Lo so, sono cosciente, consapevole che questa è una domanda che richiederebbe un convegno e uno spazio, però la butto così. Secondo, un'affermazione del professor Sabattini: bisognerebbe puntare a una autonomia rafforzata. E allora mi pongo questa domanda: ma l'autonomia tradizionalmente negli anni 50 è nata in un contesto nel quale in Italia le aree ricche erano disponibili ai trasferimenti verso le aree povere. Poi le aree povere dovevano dare il massimo per sfruttare questi trasferimenti, cioè sul presupposto che l'area povera doveva avere una posizione di aiuto netto, cioè dava 50 e aveva 100 nel meccanismo fiscale. Ora, una autonomia rafforzata non presuppone un federalismo fiscale. Come può aversi questa autonomia rafforzata in un contesto attuale nel quale le aree ricche tutto vogliono meno che continuare a trasferire risorse verso le aree povere? Ecco, io la ritengo impossibile questa autonomia rafforzata, proprio perché
manca la base materiale del trasferimento. Ecco, noi dovremmo puntare solo sulle nostre risorse per questa autonomia rafforzata, perché chiaramente non potremo contare in futuro in un trasferimento netto dalle aree ricche alle aree povere. Questa è la domanda. Grazie. Allora diamo la parola anche a Giacomo Meloni, che ha chiesto di intervenire, e prima di lasciare la parola, sollecitata un po' dal discorso che è stato fatto nel primo intervento sul dono dei libri, ci siamo ricordati di far presente a tutti i partecipanti che c'è appunto nel banchetto all'esterno la possibilità di prendere appunto in dono una copia dei 3 volumi che abbiamo presentato e di cui abbiamo discusso. Allora la parola a Giacomo Meloni. Io ho conosciuto il professor Sabatini all'università frequentando un gruppo, ricordo messo su forse dalla intraprendenza di Giorgio Cossu, e facevamo delle discussioni intorno a quale sviluppo. La mia riflessione è semplice. Io sono molto d'accordo sull'affermazione del professor Sabatini che non si può negare che in Sardegna ci sia stata una crescita, anzi in certi periodi anche tumultuosa, per cui chi in qualche modo, non so, penso a Pietro Soddu, no? Che hai ragione tu quando dice forse qualcuno non vuole essere messo in discussione, perché Pietro Soddu continuamente quando partecipava diceva non sia mai che si neghi che c'è stato uno sviluppo in Sardegna con i piani di rinascita, che poi si dimentica che c'è stato un piano di rinascita e poi viene la seconda edizione che è più sostanziosa addirittura in termini finanziari. La verità è che si confonde su questo, che anche Sud confonde, cioè c'è stata una crescita molto tumultuosa in Sardegna e questo non può essere negato, ma io credo che siamo a sviluppo zero. Però quello che mi preoccupa è che oggi le forze politiche, leggevo anche i vari programmi, ripropongono in parte questa confusione, ma anche chi parla di sviluppo lo fa pensando a qualcosa che deve venire da fuori. Lo stesso metano che viene conclamato e richiesto da quasi tutti, guardate, è una fonte energetica esterna. Quando la Sardegna, e questo è quello che invece io sto diffondendo come posizione, è che la Sardegna potrebbe essere un esempio sicuramente nel mondo di produzione di energia derivante dalle fonti rinnovabili. Io penso che ci arriveranno prima gli arabi a scoprirlo. L'ho detto in altre circostanze, io non ci credo che gli arabi, quelli del Qatar, vengano in Sardegna per curarsi. Vengono in Sardegna perché hanno capito che la Sardegna è l'isola del sole e del vento. E quello che muoverà il mondo come energia, perché il mondo ha bisogno di energia, sarà questo. La Sardegna, i nostri uomini politici non lo capiscono. Noi dovremmo vendere energia, ma non quella che produciamo perché viene immessa qui col tubo e poi noi, come dire, è un nuovo trasferimento. Quando noi potremmo invece produrla e produrla in senso naturale e venderla a tutti. Quindi quello che l'Europa aveva in mente di essere noi la piattaforma energetica, consumando e bruciando quelli che erano fonti, tra l'altro probabilmente fossili, dovrebbe essere invertito. Ecco allora il nuovo lavoro, la nuova capacità di investire sulle intelligenze e sui giovani. L'abbiamo a portata di mano, purtroppo pochi hanno capito che la scoperta la faranno gli altri. La Sardegna avrebbe necessità di uomini, di donne che si convincono che noi abbiamo la possibilità
di fare e di scommettere su questo progetto. Mi sembra che non ci siano altre prenotazioni, io darei adesso la parola al professor Sabattini in risposta e poi al professor Purusa, questioni sono state poste anche a te, e una conclusione. Prego. No, ho poco da aggiungere, se non di nuovo i ringraziamenti per l'onore che mi è stato riservato dal gruppo di amici che ha voluto, diciamo, presentare, come loro hanno scritto, diciamo, il risultato della mia ultima produzione editoriale. Di ciò li ringrazio e ringrazio anche coloro i quali hanno avuto la pazienza di ascoltare, diciamo, il dialogo che si è svolto stasera tra me e i miei interlocutori. Grazie. Allora, dopo questa, che appunto sono parole di ringraziamento e di chiusura del professor Sabattini, anch'io ringrazio a nome appunto dell'organizzazione, del comitato, vi invito ancora a partecipare alle prossime iniziative che il comitato... prego. Sì, dicevo, aspettiamo appunto quest'ultimo intervento, le prossime appunto iniziative del comitato che ci porteranno a ragionare ancora appunto sulle scelte possibili che ci aspettano in prospettiva delle elezioni regionali e delle elezioni europee. Grazie. Anni direttore dell'Istituto Gramsci, sono tuttora dirigente dell'Istituto Gramsci, sono tra i fondatori dell'Istituto Gramsci e Sabatini, Gianfranco Sabatini è stato una colonna dell'Istituto. Io intervengo per ringraziarlo per il ruolo di fronte a tutti voi, per il ruolo che egli ha saputo assumere nel corso di tutta la vita dell'Istituto Gramsci, come Franco Boi, presidente dell'Istituto Gramsci, conferma, del grande contributo che ha dato e voglio dire, andando avanti nell'età, sempre più alto, sempre più profondo, sempre più grande e con affetto, che io lo saluto, oltre che con un grande grazie a nome di tutti.